Serie B Win. Appassionati. Appassionati della Serie B Win, un buon pomeriggio da parte di Andrea Di Staso dallo stadio Ezio Scida di Crotone. 40° turno del campionato di Serie B Win, sfida interessante, quella tra Crotone e Modena, con i calabresi a caccia dell'aritmetica certezza di rimanere in questa categoria anche nella prossima stagione, con 6 punti di vantaggio sulla zona play-out, mentre il Modena, distante 4 punti dalla zona play-off, cerca il 6° successo su 8 partite della gestione Novellino per mantenere viva la speranza di giocarsi la possibilità di andare in Serie A. Si può partire, palla che poi arriva dalle parti di Mazzarani, che fa correre per il traversone Minarini, c'è la deviazione, Lazarevic, attenzione a Maiello, limite all'area, Maiello disturbato da Andelkovic, c'è un'evidente trattenuta da parte dello sloveno, arriva anche per lui il giallo. La rincorsa ancora di Ciano, palla ad uscire e c'è il colpo di testa vincente da parte di Eramo per il vantaggio al 16° da parte del Crotone. Stacco perfetto da parte del centrocampista al suo 7° gol in campionato. Esterni, laterali difensivi che spingono molto. Qui il tunnel su Minarini, palla per De Giorgio, cross all'indietro per la conclusione strozzata da parte di Ciano. La presa a terra da parte di Colombi. De Giorgio, bello il tocco di Maiello, poi dentro l'area di rigore per la corsa da parte di Mazzotta, che viene travolto da Minarini. C'è calcio di rigore per il Crotone, direi ineccepibile l'interpretazione, abbastanza lunga da parte di Gabionetta, che ferma poi con il sinistro, va a trasformare. 2-0 Crotone al 38°, bravissimo Gabionetta al 12° gol con sua squadra che può chiudere avanti di 2 gol. Mazzarani, palla morbida a cercare Gozzi, forse c'è un'autorete, sta di fatto che il Modena trova con Andelkovic la rete che riapre la partita e faceva benissimo a raccomandarsi Drago. Dunque provocato la rabbia del pubblico di casa. Nardini, ottima azione di Nardini, la conclusione col destro. Ciano dalla bandierina, pallone che gira, c'è una caduta in area e poi la girata di Gabionetta, la carica alle sue spalle da parte di Pettinari, si gira Moretti, pensa anche alla battuta col destro e palla che esce davvero di pochissimo. Grande giocata con Torromino, il Crotone, Torromino! Poi Eramo, altra grande giocata, una prestazione davvero monstre da parte di Eramo. Viene ammonito, è la seconda volta per trattenuta su Ciano. Maiello avanza con calma, poi tende la discesa da parte di Križetic, palla dentro per Ciano, Ciano! Colombi tiene in partita il Modena e finisce qui. Dunque il Crotone batte 2-1 al Modena.